La natura dipinge per noi giorno dopo giorno immagini di infinita bellezza. Alto Sile by Bike è la prima edizione di un viaggio tutto in bicicletta tra cultura e natura, tra natura e i suoi meravigliosi paesaggi al confine tra sogno e realtà. Buongiorno Sindaco! Io questa mattina la stavo proprio aspettando qui per una nuova partenza, qui da Morgano. Buongiorno Ida, buongiorno. Sì, è una nuova avventura. Sono appena arrivato, dobbiamo iniziare questa Bici by Bike con la collaborazione di tutti i 5 comuni che si affacciano sul fiume Sile e li aspettiamo e andiamo a trovarli alla partenza. Certo, partiamo tutti assieme. Andiamo. Presta una bicicletta anche a me? Certo, volentieri. Andiamo allora. Si parte questa mattina da Morgano per Alto Sile by Bike. Sindaco, ce li vuole presentare? Certo. I sindaci dei nostri comuni. Certo, buongiorno a tutti. Dalla mia sinistra il vice sindaco di Vedelago, Marco Perin. Buongiorno. Accanto a me il sindaco di Istrana, Maria Grazia Gasparini. Buongiorno a tutti. Io sono Daniele Rostirolla, sindaco di Morgano. A seguire dopo Ida Cesare Mason, neo eletto sindaco per la seconda volta di Piombino Dese. E per terminare, sindaco di Quinto, Stefania Sartori. Sindaco, lo spirito di questa manifestazione e come è nata questa grande idea dell'Alto Sile? Alto Sile by Bike nasce con un lavoro sinergico tra 5 comuni che parte molti anni fa. Alto Sile by Bike, l'idea vera e propria, nasce un po' più recentemente, un anno e mezzo fa circa, ed è il primo e grande evento che abbiamo voluto creare per questo territorio, in sintesi al marchio d'area dell'Alto Sile, il marchio d'area che noi 5 sindaci in maniera entusiastica, in maniera anche determinata abbiamo voluto creare per dare impulso al turismo e alla nostra economia. Certo, un percorso fatto non solo di natura ma anche di arte e di cultura. È un percorso che è fatto di arte, di cultura, di enogastronomia, per cui durante il percorso troveremo veramente delle bellissime realtà che anch'io purtroppo non ricordavo di conoscere. Per cui arte, cultura, enogastronomia e sicuramente tanta simpatia di questi 5 territori che comprendono l'Alto Sile. Si dice sempre che nella vita ci sia un punto di partenza per una nostra grande avventura. Noi, questa mattina, abbiamo deciso di partire da qui. Arturo, buongiorno e raccontiamo ai nostri telespettatori che cos'è il Parco Sile. Che grande tesoro è il Parco Sile. Tanto buongiorno e grazie di essere qui con noi. Il Parco Sile è il fiume più lungo d'Europa che nasce da Risorgiva. 90 km, parte da Vedelago Piombino e arriva a Jesolo al Faro. 11 comuni, 3 province, è un territorio ricco di percorsi ciclabili, come vedete qua con le nostre immagini, ricco, facile da fare, ospitale credo, e ogni angolo è una sorpresa. È una sorpresa. Allora partiamo subito da Morgano, la nostra prima tappa, e abbiamo la prima sorpresa sulla nostra pista ciclabile, che è un piccolo capitello che i nostri telespettatori, passando per queste stradine, potranno trovare piccoli angoli di cultura. Questo è uno dei tanti capitelli che noi troviamo lungo il Sile. Quanti ce ne sono? Ma sono svariate decine, capitelli in muratura e capitelli verdi, cioè alberi sacri, perché dove non costruivano in muratura utilizzavano i carpini, creavano una nicchia e mettevano una figura sacra, Sant'Antonio generalmente. Questo invece è dedicato a San Cristoforo, dedicato al santo patrono dei pellegrini o dei viaggiatori, in entrata a Morgano perché c'è il ponte e ospitava ben arrivati a chi arrivava a Morgano. Posti in località lungo il Sile a protezione delle colture, delle case, per gli eventi atmosferici, per la siccità come in questo periodo, per inondazioni e per dare un significato religioso al territorio rurale come quello di Morgano.
Ci troviamo alla Porta dell'Acqua di Vedelago, seconda porta d'accesso della manifestazione. Sì, esattamente, siamo qui, è la Porta dell'Acqua, quindi lo dice il termine stesso, dove nasce il Sile. È uno scenario stupendo che assieme al Bosco di Fontanassi crea un'oasi naturale di primo ordine. Ecco anche il motivo per cui abbiamo creato questo evento. Alto Sile Bye Bye, che nasce da tempo, è un evento che ha cercato di costruirsi man mano proprio con questo obiettivo. E la partecipazione, siamo felicissimi della partecipazione perché i cittadini hanno risposto in maniera corposa a questo evento facendosi presente. Quante iscrizioni? Allora, le iscrizioni le chiuderemo perché tante sono state che sul posto, quindi non possiamo dare un numero certo, sicuramente ci avvicineremo al migliaio. Quindi siamo felici di questa partecipazione e siamo felici che i cittadini abbiano colto questa opportunità di conoscere le nostre bellezze. L'accesso di Vedelago in comunione, in collaborazione con Piombino Dese. Sì, ci aspetta proprio il sindaco Cesare Mason e il Gran Bosco dei Fontanassi per vedere laddove nasce il Sile. Allora andiamo subito a sentire Cesare Mason. Ed eccolo Cesare! Ciao Ida! Ciao! E lo troviamo all'ingresso del Gran Bosco dei Fontanassi. Vieni che ti farò vedere le sorgenti del Sile. Benvenuti. Andiamo. Ecco i nostri percorsi molto trafficati, specialmente di sabato e di domenica poi. Sì, luogo magnifico e fresco soprattutto anche d'estate da percorrere, non escludendo che comunque anche d'inverno è una meta interessantissima per la mountain bike. Qui ci troviamo proprio all'interno del Gran Bosco dei Fontanassi. Fra poco passeremo su una passerella sollevata da terra che passa vicino proprio alle polle d'acqua, punto per vedere, per ammirare queste meravigliose sorgenti. Qui più di 100 anni fa c'erano anche qualche abitazione, c'erano qualche residente appunto che aveva la sua economia legata proprio comunque al servizio, all'uso dell'acqua e al beneficio che fa l'acqua. Ciao Maria Grazia! Ciao Ida, Ti ciao. aspettavo proprio qui di fronte a questo totem, perché noi abbiamo qualcosa di bello, di interessante da raccontare ai nostri telespettatori. Sì, siamo qui nel punto di partenza del sentiero naturalistico e storico Rio de una Volta. Qui andiamo a ripercorrere come erano i nostri territori umidi del Sile tanti anni fa, con queste riproduzioni, sono bellissime, dei quadri di un artista locale, Walter Marin. Li riproduce quindi come erano una volta e così possiamo fare il confronto con com'è il nostro territorio quest'oggi. Prima che arrivino i nostri ciclisti alla terza tappa, andiamo al santuario dell'Albera. Sì, è uno dei nostri punti di ingresso della biciclettata di oggi ed è un importante santuario di apparizione mariana, per cui vi stupirà. Signora Amadio, qui apparve la Madonna in questo santuario che all'inizio era un sacello, vuol dire un piccolo capitello. Nel 1400, nel XIV secolo, ha una piccola contadina ammalata. Sì, è la storpia e quindi all'apparizione della Vergine che appare praticamente sopra un tronco di pioppo, è talpon in dialetto, o pioppa, da parte della Vergine che se fosse eretto un sacello in suo onore avrebbe avuto la guarigione. Così avvenne e i massari, i contadini della zona hanno costruito un primo sacello dove si può ancora vedere dove era inglobato praticamente questo tronco di pioppo. Andiamo a vederlo subito. Andiamo, signora Amadio. Adesso non c'è più il pioppo perché si è consumato nel tempo, però abbiamo ancora il posto dove è stato inglobato. Inglobato, bravo. E quindi qui i fedeli vengono a toccare questo posto, vero signora Amadio? Per chiedere la grazia. E il pezzo di legno che è sopra
Praticamente è il residuo dell'ultima polla, dell'ultima pianta che per tradizione è stata portata dal XIV fino a noi, che era qui fino al 1965 e che poi è stata tagliata per fare spazio alla strada che è stata allargata. E quindi è un residuo, diremo così, una reliquia dell'ultima DNA di quel pioppo lì. Certo. Tante cose bellissime sono ancora da raccontare su questo santuario, perché adesso è un santuario a tutti gli effetti, ma noi ve le racconteremo nelle prossime puntate di itinerari turistici dedicate proprio ai percorsi del Sile. Lungo il percorso del fiume Sile non potevano sicuramente mancare i mulini. Ci troviamo a Quinto di Treviso con il nostro sindaco Stefania. Buongiorno. Buongiorno Ida, ben arrivata a Quinto di Treviso. Grazie. Ben arrivata lungo il Sile in questa giornata bellissima che ha accolto questa passeggiata dell'Alto Sile by Bike, dove qualcuno è già arrivato perché è molto più veloce, qualcuno sta arrivando in questo nostro punto di ristoro. E siamo felicissimi di aver potuto mettere insieme 5 comuni per portare avanti un progetto che ci stava molto a cuore. Quinto è meravigliosa e la storia di Quinto è chiaramente legata ai suoi mulini. Dovete sapere che a Quinto, nella chiesa di Santa Cristina, c'è la pala del Lotto, il famoso Lorenzo Lotto, e in questo dipinto c'è Santa Cristina che porta in mano una macina a testimonianza della forte presenza dei mulini e di tutta quella ricchezza che hanno portato al nostro territorio. Studia la natura, ama la natura, stai vicino alla natura e lei non ti deluderà mai. E io vi do appuntamento ai prossimi viaggi di itinerari turistici dedicati all'Alto Sile e vi ricordo, se avete piacere rivedere le nostre puntate, potete farlo sul nostro sito www.reteveneta.it nella sezione produzioni. Grazie e buona serata.